No, io penso che i ragazzi hanno fatto una buonissima partita, il pareggio tutto sommato può essere giusto, c'è un po' di rammarico per la traversa presa a 2 minuti dalla fine. Aspetta, E, e niente, insomma, ci prendiamo questo punto, abbiamo affrontato una squadra forte, una squadra importante, comunque noi siamo soddisfatti del campionato che stiamo facendo. E domenica abbiamo l'ultima partita, cerchiamo di prendere i 3 punti, poi vediamo gli altri risultati come sono. Comunque credo che la promozione sia quasi sicura, quindi diciamo che l'obiettivo che ci eravamo prefissi all'inizio stiamo cercando di rispettarlo, insomma, di raggiungerlo. No, sicuramente al secondo tempo siamo calati un pochino, ma è calato un pochino Manelli, no? Nel senso che il nostro attaccante era fermo da parecchio tempo, abbiamo recuperato per questa partita e quindi calando lui abbiamo dovuto cambiare un pochino modo di giocare, ci siamo sistemati in maniera diversa in campo e quindi abbiamo cercato di fare un pochino più possesso palla invece di giocare in verticale su di lui. Comunque i ragazzi sono intelligenti da interpretare bene i momenti della partita e di cambiare anche sistema di gioco nel momento in cui non abbiamo magari sbocchi o sugli esterni o magari non abbiamo più la possibilità di giocare sulla punta centrale. Quindi devo dire che tutto sommato sì, il secondo tempo può sembrare che siamo calati, ma secondo me abbiamo cercato di gestire meglio il risultato e di cercare il gol della vittoria attraverso delle giocate non più sviluppate sulle fasce laterali, ma cercando di entrare centralmente con il trequartista e con i centrocampisti centrali. Grazie a Luca Ghergo, allenatore della Vulture Roma Team. Prego, grazie a voi.